Un colpo da professionisti preparato nei minimi dettagli, apparentemente, perché i due malviventi che in una tranquilla mattina di gennaio hanno messo a segno la rapina alla gioielleria Cacciari Selvati in Corso Italia a Cortina, qualche errore l'avrebbero commesso ed è su quello che gli investigatori, arrivati qualche minuto dopo l'allarme lanciato dall'addetta alle vendite del lussuoso negozio di preziosi, stanno lavorando senza sosta. Al setaccio le immagini del circuito interno del negozio e quelle impresse dalle telecamere di videosorveglianza esterna, il sistema nuovissimo installato da Leonardo per le Olimpiadi, non ancora collaudato. Qualche frame sarebbe stato estrapolato e i tecnici della scientifica di Carabinieri e Polizia lo stanno esaminando minuziosamente, così come scrupolosa è l'analisi delle tracce di sangue repertate all'interno dell'auto servita ai malviventi per allontanarsi dal centro e che poi è stata ritrovata in una zona defilata a circa 1 chilometro di distanza. L'auto, rimasta in sosta per una manciata di minuti nelle vicinanze della pasticceria Lovat, è servita per la fuga e ancora non si sa se la presunta presenza di un complice sia già stata ripresa in centro o, come potrebbe essere più probabile, il terzo malvivente abbia aspettato la coppia fuori Cortina per agevolare il cambio della vettura. Quel che emerge è che sulla vettura, risultata rubata nell'est Europa, è stata apposta una targa trafugata in Italia. Gli inquirenti hanno già sentito la commessa del negozio, comprensibilmente sotto shock. La donna è stata minacciata con una pistola dai due rapinatori che sono riusciti ad entrare nel negozio fingendosi normali clienti. All'evidenza di quanto stava accadendo, l'addetta ha assistito alla razzia dei preziosi in preda al terrore. Il bottino non è stato ufficialmente quantificato, ma è ingente.